Purtroppo l'artrosi è un processo degenerativo della cartilagine e successivamente dell'articolazione e coinvolge una fetta molto ampia di persone. Un processo degenerativo che cresce con l'età, limitando il movimento e riducendo la qualità della vita. L'artrosi colpisce circa il 60% delle persone dai 60 anni in su e l'incidenza cresce con l'avanzare degli anni. E se una cura non esiste, esistono però terapie per arginare il dolore e garantire una vita quantomeno serena. Proprio Monastier, uno dei centri di eccellenza in Italia per il trattamento dell'artrosi. Storie di vita in movimento è la campagna informativa sul tema. Medici e pazienti possono, grazie ad essa, reperire facilmente informazioni utili per affrontare l'artrosi con efficacia, proprio perché uno dei passaggi fondamentali, e per niente scontato, è una diagnosi rapida e precisa. È un processo che va differenziato ad esempio da casi di artrite, per cui la figura ad esempio del reumatologo è importante per porre una diagnosi corretta. Accanto a questo si possono fare dei percorsi, diciamo così, riabilitativi o di mobilizzazione che presuppongono l'intervento del fisiatra, ma se tutto questo, soprattutto per alcune articolazioni, nella fattispecie quella dell'anca o del ginocchio, la cosa non fosse risolvibile, fosse particolarmente invalidante, ecco che allora ci troviamo di fronte alla necessità di ricorrere a un intervento di artroprotesi che può rimpiazzare l'articolazione malata. Ma quali sono i sintomi da non sottovalutare? Il dolore innanzitutto e l'aspetto di progressiva diminuzione della mobilità articolare, di impaccio articolare, di difficoltà. Nella casa di cura di Monastier ogni anno oltre 13.000 visite ortopediche e 1.500 interventi per protesi agli arti. Noi riteniamo che una struttura come la nostra, che ha una grande esperienza sulla patologia articolare di ginocchio e di anca, sia in grado di mettere in campo delle risorse per prevenire.